Mascari è docente di scienze informatiche, dirige il laboratorio Data Science e Complexity, quindi è esperto di network e dinamiche nei network. In questi giorni di quarantena forzata nella quale viviamo tutti, le nostre chat sono più del solito farcite di fake news, da quelle che riconosciamo subito, come magari i gargarismi con la candeggina propriamente non ci viene in mente di farli, alle iniezioni di vitamina C, al tè caldo che contrasterebbe il virus. Che cosa accade? Perché questa grande quantità di fake news? Beh, le fake news attecchiscono laddove c'è diciamo, un interesse, no? Quindi in qualche modo siamo, più o meno il meccanismo in generale funziona che cerchiamo informazioni che aderiscono alla nostra visione del mondo e ci in qualche modo rassicurano o comunque sia solleticano il lato emotivo. E diciamo che il coronavirus da questo senso è un po' la tempesta perfetta perché in qualche modo incarna la massima attenzione perché è l'argomento più dibattuto in assoluto, cioè se apriamo internet adesso non è per avere la rassegna stampa ma è la rassegna del coronavirus, cioè non si parla di altro. E quello che succede è che c'è tanta gente che si diverte a fare scherzi giocando proprio su questa suscettibilità che è indotta dall'argomento, che un po' incute timore, un po' fa paura, e la gente per la maggior parte dei casi cerca una rassicurazione, cerca di capire qualcosa che la porterà fuori da questo sistema che al momento sembra completamente bloccato e completamente soffocato, in cui non abbiamo un'idea chiara di quello che sarà il domani. Quindi l'ansia di controllo si fa viva e diciamo in qualche modo le fake attecchiscono su questo. Si diffondono fortemente sui social. Buona notizia, molto meno di prima, su Facebook, Twitter, Instagram ci sono molte meno fake rispetto a prima perché l'ambiente comincia ad essere presidiato. Ma questo non significa che è diminuita la quantità di fake news, anzi, diciamo che semplicemente si sono spostate in ambienti meno protetti e meno controllati, come WhatsApp, come le chat tipo Gab, più all'instant messaging fondamentalmente. Attraverso queste catene l'informazione si diffonde e attecchisce su quelle corde che dicevamo prima, Eppure sull'ansia. informazione, scusi se la interrompo, eppure informazione ne riceviamo molta dalla televisione, dai giornali, cioè stiamo facendoci una cultura di virologia e immunologia un po' tutti quanti di necessità. Eppure continuiamo a non resistere a questo meccanismo di condividere anche queste informazioni immediatamente. Sì, sì, Generalizzo, ma insomma. questo viene pure perché c'è una scarsissima fiducia rispetto alla fonte giornalistica. Insomma, era di qualche giorno fa, insomma, il fatto che si diceva che titolava in prima pagina su un importante quotidiano che il coronavirus si trasmette per via aerea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità stava per rivedere le sue cose, che quella è una fake, e è passata sulle main, è passata diciamo, sui mezzi di distribuzione di informazioni di massa, quelli ufficiali. Cioè, fondamentalmente è un argomento molto complesso, molto articolato, in cui la scienza sta dimostrando un po' il suo approccio, no? Se la scienza cerca di capirci qualcosa e va per idee, cerca di verificare, ma stiamo imparando che cos'è il coronavirus. Quindi non c'è un'idea ben chiara. L'unica cosa che possiamo fare, in qualche modo, per cercare di stare un po' fuori da questo marchingegno, è cercare quanto più possibile di far riferimento a informazioni istituzionali, neanche dei medici, neanche dei virologi. Quindi come smascherare una fake news? Cioè cos'è che ci deve allertare quando leggiamo le prime righe dell'ultimo rapporto della Hopkins University, che era chiaramente un falso, e quali sono le fonti con le quali possiamo fare una immediata verifica? Diciamo che la prima cosa è diciamo, evitare, cioè prendere sempre con le pinze le notizie che hanno un tono sensazionalistico. Cioè, se dicono ho trovato il rimedio, ho trovato il vaccino, cerchiamo di leggerlo almeno su 20 fonti diverse prima di essere sicuri che sta cosa sia vera. Dall'altra, cioè, c'è molto la corsa alla visibilità, no? Perché l'argomento è forte, quindi in qualche modo in qualche modo tutti gli scienziati hanno questo tono un po' di portarsi in televisione, raccontare, dire la loro, però spesso il problema di fatto è che non abbiamo le idee ben chiare su quello che succede, per cui l'unica fonte a cui fare riferimento sono le comunicazioni istituzionali, cioè dar retta all'Istituto Superiore di Sanità, dar retta all'Organizzazione Mondiale della Sanità, evitare interpretazioni perché ogni essere umano che riprende l'informazione è un po' come il gioco del telefono, trasforma, ci mette del suo e allontana magari dal fatto reale. Bene, grazie, grazie mille, buona giornata. A lei.